Le indagini sull'omicidio di Franco Bergamini, i carabinieri del RIS confermano che le impronte sui sacchi dove è stato nascosto il cadavere sono quelle di Alessio Battaglia. Era specializzata in furti in gioielleria la coppia individuata dai carabinieri a Cadoneghe, 7 colpi, uno di questi in una casa commessi tra Veneto, Friuli e Lombardia. Un ragazzo di 20 anni è stato coinvolto in un doppio impatto in moto e ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Padova. L'incidente sulla strada dei Vivai. Le regionali, il candidato presidente non sarà scelto prima della fine di luglio, dicono Forza Italia e Fratelli d'Italia, per questo il centrosinistra deve anticipare i tempi, dice il PD. A Vigonza, vandalizzata e predata l'auto dell'atleta paralimpica Gloria Lorenzetti, a Este rubano il tandem di uno scrittore ipovedente. Il nuovo presidente di Padova All, la società che gestisce la fiera di Padova, Paolo Ferin, si è presentato. Il suo obiettivo è tornare ad avere i conti in ordine. La neuroradiologia e radiologia pediatrica di Padova è uno dei pochissimi in Italia a garantire diagnosi sui feti prematuri e neonati. C'è anche un macchinario per abbracciare i bimbi. Buongiorno, benvenuti al TG di Telenord Est. Apriamo questa edizione con la cronaca sull'omicidio di Franco Bernardo Bergamin avvenuto lo scorso febbraio a Limena. I carabinieri del RIS hanno trovato le impronte del giovane accusato dell'omicidio sui sacchi utilizzati per nascondere il cadavere. Le impronte di Alessio Battaglia sono le uniche sulla scena del crimine. Le analisi effettuate dai carabinieri del RIS le hanno rilevate sui sacchi e sui teli usati per sigillare l'armadio e il corpo di Franco Bernardo Bergamin dopo il suo omicidio. Il 41enne triestino in carcere per l'assassinio del pensionato di Limena è stato l'unico a toccare il materiale usato per nascondere il cadavere. Non ci sono invece le impronte della sua fidanzata, presenti in casa al momento del delitto ma non indagata. La donna era in un'altra stanza e non avrebbe dunque partecipato alla colluttazione. La morte di Bergamin è avvenuta il 22 febbraio scorso a Limena, al culmine di una lite. Battaglia, che da mesi era ospitato nella casa dell'84enne, ha ammesso di aver colpito l'uomo con degli schiaffi che è caduto a terra ferendosi alla testa. Il 41enne ha detto anche di aver somministrato un antidolorifico alla vittima prima del decesso, una versione che però sembra essere smentita dalle indagini degli esperti. L'autopsia ha rivelato infatti che aveva il collo spezzato, una frattura compatibile con una mossa di arti marziali e non come conseguenza di una caduta. Battaglia poi ha chiuso il cadavere in alcuni sacchi e dentro un armadio sigillato con del nastro adesivo. Alla fine ha sparso del profumo per nascondere gli odori del corpo in decomposizione. Il 41enne triestino è rimasto nell'appartamento di Limena per alcuni giorni prima di scappare a Monfalcone, dove è stato arrestato dai carabinieri. Una coppia di predoni specializzata nei furti nelle gioiellerie è stata individuata e arrestata dai carabinieri a Padova. Dal centro storico di Venezia, scappati da una gioielleria con un anello in oro e diamanti del valore di 6.000 euro, a un'abitazione di Vigonza dove avevano sottratto denaro e gioielli in oro per 7.000 euro, passando per un furto a Padova, altri 10.000 euro da una gioielleria per toccare poi Quarto d'Altino Venezia, Sacile nel Pordenonese con un colpo in un laboratorio orafo da 4.500 euro, ma anche l'Onato del Garda nel Bresciano. Sono 7 i colpi, furti aggravati, che i carabinieri di Padova hanno ricondotto a una coppia residente a Cadoneghe agli arresti domiciliari su disposizione del GIP. Un'indagine nata dall'operazione che lo scorso marzo aveva portato alla scoperta di un orafo vicentino specializzato nel riciclaggio di oro e preziosi di provenienza furtiva, dove erano state indagate 74 persone. In particolare la coppia aveva studiato un accurato modus operandi, entrava nelle gioiellerie e fingeva di essere interessata all'acquisto di preziosi e poi, dopo aver distratto gli addetti, si impossessava di questi nascondendoli in una borsa. Azioni documentate attraverso le immagini registrate dalle telecamere delle gioiellerie colpite e dal riconoscimento da parte delle vittime. Ed è ancora ricoverato in gravi condizioni in ospedale il giovane rimasto coinvolto in un pauroso incidente ieri sulla strada dei Vivai. Ancora un incidente stradale nel Padovano, una moto e 2 auto sono rimaste coinvolte questa mattina in uno schianto tremendo lungo la strada dei Vivai a Saonara, che è rimasta bloccata per ore. Secondo quanto ricostruito, il conducente della moto, un ragazzo di 20 anni, è stato disarcionato nell'impatto con una delle 2 vetture ed è finito sull'asfalto. Proprio in quel momento stava passando un'altra auto che lo ha travolto. Il giovane è stato trasportato in ospedale a Padova in condizioni critiche. E uno stalker è stato arrestato dopo aver incontrato nuovamente la sua ex.
Lei va a trovare lui, prende il treno e lo raggiunge a Ferrara. Peccato che lui abbia un divieto di avvicinamento alla ragazza. Così scatta l'arresto. In sintesi, è l'ultimo capitolo di una vicenda che ha fatto discutere. All'inizio di maggio a Milano il ventenne, dopo un'aggressione alla coetanea padovana con cui aveva una relazione, era stato denunciato. Per di più sui social aveva inneggiato alla figura di Filippo Turetta, per poi pentirsene quando aveva sentito Gino Cecchettin. Adesso, a quanto risulta, a un mese di distanza, la madre della giovane avrebbe chiamato i carabinieri di Thiene per informarli che la figlia si è allontanata da casa per raggiungere in treno il ragazzo a Ferrara. Attivati, i militari della città estense sarebbero giunti in stazione notando i due giovani insieme. A quel punto per il ventenne sarebbe scattato l'arresto per violazione del divieto di avvicinamento alla vittima. Quindi, pur continuando a essere sottoposto al divieto di avvicinamento, sarebbe stato rimesso in libertà. È partita una raccolta di fondi per aiutare l'atleta paralimpica la cui macchina è stata razziata dai ladri. Ho visto tutta la macchina smembrata, diciamo, smontata. La macchina mi serve con il cambio automatico e ha gli ausili, e ha un'inversione di pedale, quindi ho l'acceleratore sulla sinistra, ed è una cosa che va fatta sulla macchina. Ecco cosa resta dell'auto di Gloria Lorenzetti, spogliata di navigatore, radio e anche del cambio. Amara la sorpresa per l'atleta paralimpica nazionale di tiro con l'arco e scherma, che utilizza l'auto nella vita quotidiana, ma anche per i suoi allenamenti. L'aveva lasciata in strada, come sempre l'atleta. L'auto è ribassata e non entra in garage. Mai avrebbe pensato di ritrovarsela così. Una sorte toccata anche ad altri veicoli a Perarolo di Vigonza, finiti nel mirino dell'ennesima banda specializzata nel furto di pezzi di ricambi. Il primo preventivo per la riparazione piuttosto pesante, da qui l'avvio di una raccolta fondi organizzata dalla famiglia di Gloria e sostenuta anche dal sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro. Oggi la comunità di Vigonza è rimasta sconvolta dal fatto che sia stata colpita, ed è ancora più grave, una persona che con quell'auto riesce ad avere una vita dignitosa e normale, e nonostante le sue difficoltà. Quindi, partita la raccolta fondi, io ho aderito anche personalmente. La raccolta fondi è stata aperta sulla piattaforma GoFundMe. Grande l'affetto dimostrato in queste ore attorno a Gloria Lorenzetti, che fa parte del gruppo Obiettivo 3 di Alex Zanardi. Molti si sono offerti di aiutarla negli spostamenti, del resto Gloria si allena 5 giorni a settimana e anche lunedì stava per andare in campo. La grinta non le manca per fortuna e Gloria Lorenzetti già pensa ai prossimi impegni sportivi. A luglio ho i campionati italiani para che si terranno a Rovereto, quindi diciamo il mio obiettivo è quello. Ed è stato rubato anche il tandem di un ipovedente che non può più usare l'unico mezzo che aveva per fare un po' di sport. Abbiamo raccolto il suo appello. È un tandem rosso di marca Bottecchia, un modello appunto vecchio che avrà dai 40 ai 50 anni, è un pezzo unico. Era il mio contatto con la natura, l'unica cosa che rimaneva del contatto della natura. Per Paolo il tandem rosso rappresentava la sua unica possibilità di poter correre in bici in mezzo alla natura. Qualcuno però glielo ha rubato. Il furto è avvenuto lo scorso fine settimana ad Este, dove Paolo Piccoli abita. Per me è l'unica maniera per andare in bici. Dopo che ho perso la vista ho perso tutte le libertà, prima la macchina, poi la moto, che è quello un po' che mi è dispiaciuto, e poi la bici, che era rimasta l'unico ancora che avevo un po' di vista e riuscivo ad andare in bici. Poi adesso che sono purtroppo è maturata la cecità e ho a piedi con qualcuno che mi accompagna. Ipovedente da anni, Paolo riusciva a praticare sport grazie al tandem e agli amici che lo accompagnavano. La bici è molto particolare e riconoscibile. L'ultima volta ho visto ieri mattina che non c'era, quindi l'avranno presumibilmente portato via nella notte tra sabato e domenica, o al massimo tra venerdì e sabato. Chiunque vedesse in giro il tandem rosso può rivolgersi ai carabinieri di Este o contattare Paolo Piccoli attraverso la sua pagina Facebook.
Passiamo alla politica, continuano gli attriti nel centrodestra, pare che si debba aspettare almeno luglio per la scelta del candidato presidente, nel frattempo il centrosinistra compatta le forze. Come termine probabilmente ultimo, che poi non è detto che sia proprio l'ultimo perché in realtà di tempo ce ne serve ancora, però diciamo secondo me è plausibile entro la fine di luglio. Per quanto riguarda il programma del centrodestra, è un programma che verrà messo a punto dai consiglieri regionali e gli assessori uscenti e le segreterie dei partiti del centrodestra, e questo a prescindere dal candidato, perché che il candidato sia della Lega, sia di Forza Italia o sia di Fratelli d'Italia, comunque c'è un programma di centrodestra che verrà messo a punto dalle parti politiche. Il candidato c'è tempo senz'altro fino a fine luglio per poterlo decidere, perché poi c'è agosto, si vota a metà, fine novembre, quindi il tempo per fare la campagna elettorale c'è abbondantemente, perché le liste si presentano appunto intorno a metà ottobre, quindi il tempo c'è. La riflessione politica che fa è corretta, secondo me anch'io credo che non prima di luglio arriveremo a una individuazione. Da un lato voglio anche dire, lo sa bene il collega Camani, che questo potrebbe anche essere diciamo normale, soprattutto dal punto di vista che per i tempi della politica è una cosa, ma il Consiglio regionale ha un assestamento da chiudere, ha alcuni disegni, tanti DDL che sono importanti, che devono entrare in aula e trovare a nostro avviso quindi c'è ancora spazio per l'operatività, e quindi questo può anche, insomma, deve tenere, almeno per come la penso io e come la pensiamo noi, insomma, noi dobbiamo essere concentrati a terminare bene al massimo la legislatura. E io credo che non abbiamo bisogno di aspettare luglio o il candidato di centrodestra per dire qual è la nostra idea di Veneto, qual è la nostra idea di società e di sanità veneta per migliorare il benessere dei nostri territori, la nostra proposta politica. E quindi io sono d'accordo con Manera, noi decideremo prima di luglio, perché noi non decidiamo sulla base di accordi romani, che pure c'entrano, non voglio fare quella che vive nella montagna del sapone. Cambiamo argomento, arriva anche a Padova lo stato di agitazione nazionale per quanto riguarda i lavoratori in missione negli uffici immigrazione di questura e prefettura. Dal 2021 le prefetture e le questure di Padova hanno gli uffici che si occupano di permessi di soggiorno e comunque lavorano con la questione dell'immigrazione, passaporti e quant'altro, sono gestite da lavoratrici e lavoratori somministrati. Sono persone assunte dalle agenzie interinali che vengono mandate in missione, quindi vengono mandate presso questi uffici. All'inizio era una fase emergenziale, questa fase emergenziale è durata 4 anni. In questi 4 anni ci sono state fasi in cui i contratti erano attivi, altre in cui i contratti erano chiusi, perché ad ogni chiusura di contratto il Ministero degli Interni doveva fare un nuovo bando. Da una situazione emergenziale a lavoratori a cui il contratto viene rinnovato senza però abbandonare la precarietà. Questa la situazione definita dai sindacati kafkiana dei lavoratori interinali impiegati nelle questure e prefetture d'Italia, negli uffici immigrazione, denunciata dai sindacati. 88 i lavoratori coinvolti in Veneto. I sindacati hanno aperto un'avvertenza con il Ministero dell'Interno. Abbiamo una fase che viene venduta come straordinaria, che ormai è un problema strutturale. Questo problema strutturale ha solo una soluzione, che è quello del concorso, la stabilizzazione di queste persone con dei concorsi che però riconoscano l'esperienza pregressa di questi ultimi 4 anni e quindi aperti a tutti, però con dei riconoscimenti di questo lavoro fatto, e sono appunto delle persone che non stanno facendo dei lavori eccezionali o sono dei progetti particolari, sono proprio persone che stanno partecipando al lavoro quotidiano di queste strutture che sono strutture periferiche dello Stato italiano. La richiesta è che il personale, tutto altamente specializzato, attualmente impiegato attraverso le agenzie interinali, venga regolarizzato con contratti a tempo indeterminato. In futuro bisognerà pensare sempre più ovviamente a un progetto più strutturale, perché il mondo dell'immigrazione non sia vissuto come un problema ma come una realtà della città e ovviamente anche del nostro paese. Passiamo alla sanità e la neuroradiologia pediatrica di Padova, strumentazione all'avanguardia, vediamo.
Addormentare un neonato per il tempo necessario ad eseguire una risonanza magnetica o una radiografia non è semplice. Al timore della diagnosi si aggiunge lo stress per i genitori per la sedazione del piccolo. In azienda ospedaliera a Padova, nel reparto di neuroradiologia e radiologia pediatrica, c'è un dispositivo che simula l'abbraccio di mamma e papà, tranquillizza il neonato e in molti casi evita la sedazione. In realtà è un dispositivo come i materassini gonfiabili, semplicemente è fatto a misura di bambino ed ha una struttura per cui una volta gonfiato avvolge proprio il neonato. Noi posizioniamo il neonato all'interno di un lenzuolo, lo diamo in braccio alla mamma, le dà la poppata, il neonato si addormenta e lo mettiamo dentro questo dispositivo e questo viene posizionato dentro la risonanza o la TAC in base all'esame che si deve eseguire e di solito il bambino dorme proprio per la durata dell'esame, quindi riusciamo a portare a termine le indagini. Il trend delle attività è in crescita. Anno dopo anno, nel 2024 sono state erogate 9.195 prestazioni a fronte delle 8.518 del 2023. Il reparto, diretto dal dottor Causin, è un centro super specialistico, uno dei pochissimi in Italia a garantire esami diagnostici su prematuri, neonati e anche sui feti. La risonanza magnetica fetale è un esame di terzo livello, quindi un esame che viene fatto solo in casi selezionati, quindi solo dopo un'ecografia esperta di secondo livello, per cui è un esame che viene riservato solo a determinate donne in gravidanza. E le patologie che vengono indagate, allora nella maggior parte dei casi si tratta di patologie, di sospette patologie del sistema nervoso centrale, quindi di patologie del cervello. Però si può trattare anche di patologie della colonna vertebrale oppure di patologie addominopelviche. A disposizione ci sono strumentazioni d'avanguardia come risonanze magnetiche, un ecografo di ultima generazione e un angiografo digitale biplanare che utilizza 2 archi a C per acquisire immagini simultaneamente su 2 piani distinti. Paolo Ferrin è il nuovo presidente della Fiera di Padova, si è presentato e ha presentato il piano per il suo mandato. Io inizio questo mandato come ho detto, con grande entusiasmo, ho ricevuto la fiducia dei soci all'unanimità e questa è una cosa che mi ha fatto molto piacere. L'obiettivo è quello di condurre questa fase di sviluppo della società, riportando il bilancio a un esito positivo che ci aspettiamo come da previsione di piano industriale. Si presenta così Paolo Ferrin, nuovo presidente di Padova Hall, la società che gestisce la Fiera di Padova. Conti in ordine, questo è il mantra che guiderà il suo mandato. Esperto di diritto societario, è già stato presidente del collegio sindacale di Padova Hall. Il nuovo presidente assicura che il business principale resterà quello delle fiere. Sono 3 business unit, quella immobiliare, quella dei congressi e quella delle fiere. Parte tutto dalle fiere e quella immobiliare è diciamo, a sostegno economico del business. Padova Congress sta facendo benissimo, le fiere continuerà ad essere il punto centrale degli obiettivi di questa società all'interno di un meccanismo che si sta evolvendo per una evidente e naturale proiezione in avanti delle relazioni dei sistemi di comunicazione. E a Padova torna anche il Pride Village. Torna in fiera al Padova Pride Village, 3 mesi di dibattiti, musica e inclusione. 18ª edizione che dal mercoledì al sabato offrirà un ricco calendario tra musica, teatro, cultura e da quest'anno anche sport. È un posto sicuro. Al di là della demonizzazione del clubbing, noi facciamo tantissime presentazioni di libri, spettacoli teatrali, quindi è una manifestazione veramente a 360 gradi e qui le persone devono sentirsi sicure e libere di esprimersi come vogliono e stare con chi vogliono. Madrina della prima serata Francesca Pascale, molti gli eventi che si susseguiranno tra i padiglioni della Fiera di Padova, dove l'allestimento è quasi completato. È una manifestazione importante che ha un richiamo non solo nazionale ma anche internazionale e quindi fa parlare
di Padova come una città dei diritti, una città inclusiva, una città aperta. E noi per questo oggi siamo qui, saremo anche all'apertura per sottolineare, diciamo, come questa manifestazione contribuisce in questa direzione. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo un buon pomeriggio.